Sì, buonasera a tutti quanti. Sicuramente è stato un anno, diciamo, facile, adesso che vediamo la classifica, però è stato difficile, di grande lavoro della squadra e dello staff. Devo ringraziare il presidente Pelligra perché ci ha messo nelle condizioni di fare calcio ad alti livelli a ognuno di noi. Penso che ognuno di noi avevamo il dovere di rispondere sul campo per i sacrifici che loro hanno fatto, perché alla fine con un pubblico così importante, ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti i calciatori dall'inizio alla fine, perché raggiungere un obiettivo così con tanti punti di vantaggio sulla seconda non è una cosa facile, forse credo in Serie B che sia stata la prima volta, per questo dall'inizio alla fine sono contento che tutti quanti noi insieme abbiamo portato il Catania nei professionisti e sicuramente veniamo ricordati nella città come tanti lavoratori che abbiamo fatto questo successo. A tutti quanti, dico, la vittoria del Catania è una vittoria di squadre, da Angelo, da Passanise, da Biaggianti, dallo staff, cioè raggiungere così tanti risultati, solo una squadra coesa, con un gruppo che ognuno di noi si gioca qualcosa di importante qui a Catania, ha fatto sì che il Catania oggi sta nei professionisti, perché troppo facile pensare che il Catania vinceva perché si chiama Catania, perché ha fatto una squadra, ma metterli insieme non è stato facile. Grazie alla Neri, perché già ieri in conferenza stampa è stato l'artefice di questa costruzione di competenza, di conoscere i meccanismi di questo campionato. 2 mesi prima della fine che il Catania festeggia, penso che è una cosa importante, una ripartenza importante per tutti quanti noi. L'ultima, poi c'è il microfono. Sì. Qualche giorno fa ho visto che lei ha pubblicato sul suo Facebook un video emozionale. Le andrebbe di levarsi anche qualche sassolino? No, credo che un allenatore, i risultati, io l'anno scorso, penso a 3 giornate alla fine l'anno scorso, vinsi il campionato a Giuliano facendo un risultato. Dopo un anno mi trovo qui a festeggiare un altro vittoria di campionato. Credo che noi allenatori meno parliamo, già siamo sull'occhio del ciclone, pronti alla critica per il modo, per la tecnica, per la tattica, per la scelta dei giocatori, per questo credo che il migliore allenatore meno parliamo e meglio è. Il campo è quello che decide per noi. Dedico questa vittoria a mia figlia, che penso che in 10 mesi sarà lontana da lei, a tutti i papà, che oggi è la festa del papà, e al mio caro papà che non ci sta più, che oggi forse dal cielo oggi è insieme a me. L'ultima veramente, poi c'è il microfono. Dico, si sente dire Ferraro è stato chiamato perché conosce la Serie D e quindi era uno specialista della Serie D. Io le dico, la domanda è, ma Ferraro può allenare in Serie C, può vincere il campione Serie C l'anno prossimo? Io credo che mettere delle etichette su delle persone, su degli allenatori, non è una cosa giusta. Penso ognuno di noi, per giudicarlo bisogna giudicarlo vedendo all'opera. Per questo io mi reputo un allenatore a prescindere dalle categorie che vengo chiamato, perché penso che pensare che non credo che gli allenatori in Serie C hanno 2 cervelli o giochiamo un campo di 300 metri. Penso alla fine è importante che ci sia la società che mette un gruppo di giocatori a disposizione e l'allenatore deve essere bravo di mettere tutti quanti insieme. Per questo a volte le categorie le facciamo noi, ma non è sempre il campo che decide e il risultato. Grazie. Mister Salvo Russo con Mustelevich, traspare un minimo di emozioni a fine gara, perché consapevoli del risultato che avete raggiunto ad inizio di stagione. La missione era quella, cioè vincere il campionato, ma forse a 6 giornate alla fine vincerlo così in anticipo con questa forza prepotente è un grande risultato del Catania. Sì, è un grande risultato. Oggi prima della gara, quando ho fatto il giro del campo, che è un po' una mia abitudine per girare il campo e tutto, ho visto dei tifosi che mi hanno applaudito, era la cosa forse che volevo, il migliore riconoscimento, essere stato apprezzato come uomo e poi come allenatore, perché alla fine vedere che il pubblico di Catania applaude un allenatore insieme allo staff significa che hanno capito il lavoro che abbiamo fatto. Questa forse è la migliore soddisfazione, la cosa più che porto dentro nel mio cuore, nella mia vita, perché sono state delle emozioni uniche, perché superare Catania come allenatore e fare dei risultati non è una cosa facile, solo chi la vive può capire le difficoltà e soprattutto quello che vuole la gente. Torno un attimo alla partita, anche se forse oggi passa un po' in secondo piano.
primo tempo il Canicattì ha messo in difficoltà anche dal punto di vista fisico, poi nel secondo tempo come sempre i cambi hanno inciso e soprattutto nelle fasce si è sviluppata la manovra che poi ha scardinato la difesa. Ma sicuramente il Canicattì la conosciamo, una buona squadra, una squadra ben allenata, una squadra che si deve salvare. Penso era la partita che dovevano fare loro, nel senso che si abbassavano e poi ripartivano. Per questo abbiamo preso, forse sul rinvio del portiere lungo, il lancio lungo, abbiamo preso il calcio di rigore. Forse era l'unica vera preoccupazione, perché poi alla fine la partita l'abbiamo fatta noi dall'inizio alla fine e come sempre una partita negli archi di 90 minuti, quando il Catania vuole fare il Catania poi esce la qualità, esce i giocatori, escono i cambi, esce la rosa, tanti giocatori che alla fine sono importanti per questa categoria e lo dimostrano con il valore quotidiano ogni settimana. Francesco La Rosa, Rai TV, mister, glielo chiedo, intanto complimenti davvero e congratulazioni, perché non era scontato che l'esito fosse questo con tutto questo anticipo. Come uomo, prima che come allenatore, cosa significa per lei aver sentito Giovanni Ferraro salta con noi a Catania da questa gente? A livello emozionale, cosa ha sentito dentro di sé, al di là di quello che è il risultato sportivo, poi veramente anche dal punto di vista umano? Ho sentito che forse col mio modo di fare, quest'anno è la prima volta che ho sentito questo. Il mio modo di fare, nel senso di parlare poco e di far parlare il campo, il lavoro, di volare sempre basso, forse è quello che vuole la città di Catania, no? Perché alla fine veniamo da una città che viene dal lavoro, dal sacrificio, che tutti i giorni stanno nella conquista per portare avanti le proprie famiglie. E penso noi siamo una famiglia Catania, abbiamo dimostrato che col lavoro, col gruppo e con l'omezione di dedicare dei successi a tutto il pubblico di Catania. Alla fine solo rispondendo così sul campo possiamo portare le persone dalla parte nostra. Mister, Concetto Asciutto New Sicilia. Senta, a sua volta intanto complimenti. Sì. Veramente è stata una bella corsa, è una vittoria strameritata. Però a sua volta in questo momento vediamo più tensione adesso che prima. È come se stessero scorrendo 10 mesi nella sua mente. Sto sbagliando? No, è vero, ha fatto una giusta osservazione, perché vedo un lavoro fatto e raggiungere un obiettivo. Non è che il Catania oggi finisce il proprio campionato, però abbiamo raggiunto il primo obiettivo di vincere questo campionato. Però il campionato del Catania incomincia già da domenica prossima, perché ci chiamiamo Catania e non bisogna abbassare la guardia. Però vedere così tanto lavoro alle spalle fatto e arrivare a un risultato importante inorgoglisce, perché alla fine sono stati tanti sabato sera che giustamente io insieme allo staff non abbiamo dormito, e tante domenica sera dopo la partita che riusciamo a portarci l'adrenalina. Per questo abbiamo dato davvero tante ore di lavoro per il nostro lavoro che amiamo, e il nostro successo è di tutto lo staff, di Zeo, di Catania, di Tomei, del prof Gaetano, di Ivan, cioè di tutti quanti. Il lavoro non è che a volte bisogna centrarlo sulla società, ha visto degli investimenti importanti, il direttore Daniele ha fatto la squadra, il mister fa la C, però il lavoro sono tante persone che lavorano dietro al Catania, fanno dei grossi sacrifici, perché alla fine il Catania cresce, al di là del scendere di Ferraro e poi dei giocatori, però Catania resta alla città e noi da questo avevamo il dovere di portare il Catania ai professionisti. E domanda diretta, quale contratto sarebbe disposto a firmare o di restare a Catania? No, ma credo che abbiamo una società così di calcio, tra vicepresidente Grilla, da Bresciano, gente che hanno fatto calcio ad alti livelli, dal direttore Laneri. Sono contento di quello che ho fatto per il Catania fino ad oggi, poi tutto il resto questo non è importante né per me né per il resto. Grazie, complimenti. Okay, a chiudere, mister, tutti i giocatori sappiamo perfettamente che lei li ha finiti tutti i titolari, ma se ci dovesse fare un nome di uno che lei è stato fondamentale, ma soprattutto all'interno della gestione dello spogliatoio, che nome farebbe? Faccio il nome di 28 giocatori della Rosa che dal 4 agosto stanno qui e andranno a lottare per questa maglia. Sarebbe non giusto elogiare qualche giocatore e meno altro, anzi per me la vittoria del Catania è stata dal martedì al sabato di tutti gli allenamenti. Per questo il Catania non ha vinto per un singolo, ma ha vinto per una squadra, per un collettivo. Quello che il presidente Perdigra voleva dall'esterno, ha costruito una famiglia. Torno a ripetere, è facile perché adesso abbiamo dei risultati, però penso che anche nel campionato di Serie D
vedere la classifica mi sembra siamo 22 punti sopra le altre squadre e abbiamo fatto qualcosa di importante. Dico, molte squadre in questo campionato si sono nascosti dietro al Catania, perché poi alla fine dei campionati si possono vincere ma con 3, 4, 5, 7 punti di vantaggio. Abbiamo visto anche nel passato squadre come Palermo, come Parma, come Bari, per vincere come la Serie D hanno dovuto sudare e sacrificare. Invece il Catania ha dimostrato quello che vuole alla società, quello che vuole per il pubblico. Ancora mi ricordo l'eliminazione di Coppa Italia, quello che è successo un po', sono state 9-10 partite davvero per capire tutti i meccanismi. Ringrazio a tutti i ragazzi perché alla fine si sono calati nella mentalità e soprattutto nella categoria, perché tutti i giochi del Catania nessuno l'anno scorso ha giocato in Serie D, solo Beters e Boccia, poi tutti il resto venivano ai professionisti, e venire qui e vincere e calarsi nella categoria devo ringraziare alla squadra dal primo alla fine.